La chiesa di Abram. Quando Abram il aveva 99 anni, e comparì il Signore e gli disse: Io soy el Saadai, ciamine so dai me voi e vi ho di essi just. O fasarai un pat fra me e te, e ti fasarai diventa grande, ma un avore grande. E Abram si buttò col ciaf partiere e Dio al favelà con lui così. Ve il pat che io fas con te, tu diventeras pari di un grumon di popoli, e non ti clameran più Abram, ma il tuo nome al sarà Abraham, perché io ti fas pari di un grumon di popoli. Ti fasarai cresci, non tu sas neanche tu troppo. O fasarai di te popoli e dal tuo cioc i saltaran fur res. O fasarai un pat fra me e te e la tua gernassie dopo di te, di generazione in generazione, un pat per in eterno, in modo che io o sarai il tuo Dio e che il de gernassie che avvignerà dopo di te. A ti e la tua gernassie dopo di te us darai la tiere che tu ses come foreste. Tutte la tiere di Canaan, che sarà vostra per sempre, e io o sarai il vostro Dio. Dio gli disse ad Abram: E tu varras di rispiettare il mio pat, tu e la tua gernassie dopo di te, di generazione in generazione. Ve qual è il mio pat che io veis di rispiettare, pat fra me e vualtris. Va di la tua gernassie da ur di te, duc i maschios, avranno da essi circoncidus. Si fasarai stai all'ultime piel de nature, e quel sarà il segnal dal pat fra me e vuatris. Sui vot dis, dus i maschios saranno circoncidus, di generazione in generazione, tant che i casedina su sintiase, o ben comprat cui bes di qualche foreste che non le detorase. Si ha da circoncidi, tant che il nassut intiase, che il comprat cui bes. Il mio pat al sarà segnato a vostre ciar, come un pat per in secula. Quel che non sarà circoncidut, ben sta il maschio che in 90 anni dell'ultime piel de nature, quel al sarà tagliat fur di soggiornassie. Non l'ha rispettato il mio pat. Disse al Dio ad Abram: Sarai la tua femmine, tu non te la clameras più Sarai, ma il suo nome sarà Sare. Io le benedicerai, ti darai anche un frutto mediante ie. Io la benedicerai e diventerà popoli, e resti popoli saltaran fur di ie. Abram si butta a partiere e al taccia ridi perché al diseve dentro di sé. Tu pure scrodi, non becrodi come un uomo di 100 anni al fas frus, e se Sare, che cammina per 90, arriva a parturì. Disse all'Abram a Dio, che al manco l'Ismael al puoi di vivi mediante di te. Ma Dio gli disse: no, Sare la tua femmine ti partorirà un frutto, e tu ti metteras nom Isaac, e io fasarai un pat con lui, un pat per sempre, in modo che io o sarai il suo Dio, e che de soggiornassi da ur di lui. Anche per Ismael ti hai ascoltato. Io lo benedis, gli darai discendenze, lo fasarai cresci di numero cetant, al varrà 12 principi, se o fasarai con lui un gran popolo. Ma il mio pat io lo fasarai con Isaac, che il che ti partorirà Sare, di chi ha un anno e in queste stagioni. Finì di favelà, Dio si slontanà di Abram. Allora Abram al ciapà Sofì Ismael, dus che ieri in sussetta sosiase, dus che aveva comprato quei bes, va di duci maschios che ieri hasta con Abram, e ortaia l'ultime piel de nature, ta che stesse di, come che Dio gli aveva ordinato. Abram aveva 99 anni, quando si faceva tagliare l'ultime piel de nature, e Ismael Sofì aveva 13 anni, quando gli tagliarono l'ultime piel de nature. Ta stesse di, a fuori in circoncidus, Abram e Sofì Ismael, e duci maschios de famena su sintiase o comprasta al foresco i bes a fuori circoncidus con lui.